Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Truffa ai danni della Regione Calabria per oltre 150.000 euro. La Guardia di Finanza di Palmi ha denunciato 12 persone, tra cui i titolari di 2 bed and breakfast di Cittanova, beneficiari di contributi erogati nell'ambito di un progetto per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole. Dagli accertamenti è emersa una violazione dei requisiti legittimanti il finanziamento, ottenuto attestando spese false, sequestrate anche le unità aziendali. Oltre mezzo chilo di marijuana ad essiccare sul balcone di casa, una pianta di canapa di 1 metro e ben 76 semi pronti per essere piantati. Questo è l'ultimo bottino della lotta alla droga degli uomini della compagnia Carabinieri di Vibo Valentia. Agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito Diego Bragò, bagnino 27enne. In casa i militari hanno trovato anche 2 statuette di terracotta risalenti al VI secolo a.C. Ci sono 2 morti sospette su cui indaga la Procura di Reggio Calabria. La prima riguarda il Policlinico e il 79enne Giuseppe Giovanni Picciotto, che si era lanciato dal secondo piano. L'altra riguarda gli ospedali riuniti per il caso di un uomo probabilmente straniero. Intanto si è appreso che 2 dei ginecologi coinvolti nella rissa nella sala parto del Policlinico di Messina sono originari della provincia di Reggio Calabria. Si tratta di Antonio De Vivo e Vincenzo Benedetto. Dopo tanti episodi negativi che da tempo caratterizzano la sanità calabrese, un lieto evento, un parto plurigemellare avvenuto all'ospedale Annunziata di Cosenza. La neomamma è di Catanzaro ed ha dato alla luce al 7° mese di gravidanza 4 gemelli, Daniele, Francesco, Valerio e Yvonne. I neonati sono stati affidati alle cure del personale medico e paramedico di neonatologia e per la loro prematurità sono ancora considerati in prognosi riservata. Una delegazione di parlamentari guidata da Italo Bocchino e Fabio Granata, che fa capo al presidente della Camera Gianfranco Fini, ha incontrato ieri il procuratore generale Salvatore Di Landro a Reggio Calabria. Nel corso dell'incontro lo stesso procuratore ha espresso ai parlamentari la sua amarezza perché a suo dire non c'è stata una risposta adeguata all'attacco allo Stato. Bocchino, parlando degli attentati reggini, ha sottolineato che a suo parere sono stati sottovalutati. Ci sarebbero stati anche dei messaggi di condanna a morte tra gli SMS andati in onda nel Serpentone durante la trasmissione Quelli che il calcio, condotta da Simona Ventura. Lo ha rivelato Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, intervistato da Klaus Davi nella sua trasmissione Klaus Condicio. Ci sarebbe infatti un codice precostituito dai boss dell''ndrangheta che utilizza molto la simbologia calcistica. La Ventura ha annunciato che gli SMS non saranno più trasmessi. Lo svincolo della strada statale 107 in prossimità del Carrefour alle porte di Cosenza è finalmente realtà. Inaugurata ieri pomeriggio, l'opera è costata 4 milioni di euro per 4 anni di lavoro. Il raccordo, importante snodo viario per l'intera area urbana, prevede la separazione, grazie a 4 rampe indipendenti, dei flussi di traffico in entrata ed in uscita, riducendo il rischio degli incidenti stradali e facilitando la circolazione. C'è stato ieri a Catanzaro l'insediamento dell'ufficio del piano alla presenza del sindaco Olivo. La costituzione del primo nucleo interno del PSC rientra nelle attività dell'amministrazione comunale promosse per avviare un'attività di pianificazione coordinata e strategica di tutte le risorse territoriali e per dare un supporto concreto alla redazione dello strumento urbanistico. Il neo-assessore all'urbanistica Soriero ha comunicato l'intenzione di coinvolgere anche giovani professionalità nella redazione del piano. Musica pregevole e ottimo vino saranno i protagonisti indiscussi delle 5 serate che vivacizzeranno il centro storico di Altomonte durante la 7ª edizione di Divino Jazz. A 30 anni dalla scomparsa di Bill Evans e a 100 dalla nascita di Django Reinhardt, il tradizionale festival musicale corredato da degustazioni enogastronomiche vuole ricordare queste 2 figure carismatiche della musica di ogni tempo.